legame con i documenti e con quello che tu hai raccolto, cioè se io ho raccolto il materiale e lo sfrutto al massimo, quindi è chiaro che poi non posso spingermi però a, come dire, ipotesi, perché la forza delle parole, soprattutto la forza dell'articolo pubblicato su un quotidiano è impressionante, cioè può anche, come dire, un errore può anche stravolgere la vita delle persone, no? Quindi è un lavoro complesso, cioè è un lavoro complicato perché bisogna sempre misurare le parole, bisogna sempre misurare come dire, la documentazione che hai, però finché sei, diciamo, documentato puoi andare, insomma, puoi arrivare fino a dove ti permettono appunto le tue certezze documentali, diciamo così. Dopodiché il giornalista si deve fermare e spetta, secondo me, a quel punto alla politica creare un ragionamento poi che va oltre l'articolo e l'inchiesta giornalistica. Cioè, sono, come in tutte le cose, il giornalismo ha un compito, io credo che il giornalismo stia in mezzo, esattamente in mezzo tra il cittadino e la politica. Il giornalismo di informazione, più che altro, serve al cittadino per crearsi una coscienza, no? Non è che con un articolo possiamo pensare o siamo così ingenui di credere che si può cambiare, diciamo, la comunità o la società, cioè questo no. Crediamo però, almeno io lo credo fermamente, che la funzione, cioè, dell'informazione del giornalista può essere quella di sviluppare un dibattito, comunque una coscienza, formarsi una coscienza, permettere alla cittadino di formarsi una coscienza. Ecco, allora il cittadino che è anche un lettore, dopo aver raccolto queste informazioni, può chiedere conto alla politica, no? Cioè, quindi l'informazione diventa questa terra di mezzo tra politica e cittadino, quasi capace di mediare, no? Di dire cittadino informati, perché poi la politica è quella che deve andare oltre l'inchiesta giornalistica e trovare le soluzioni a quelle magagne, no? Quindi come vedi io credo in questo schema, uno schema che purtroppo molte volte non funziona perché si legge sempre meno, l'informazione molte volte si perde e quindi il cittadino che non conosce non può neanche chiedere alla politica, parliamo di politica locale, la politica locale o la politica nazionale, non può neanche chiedere conto alla politica nazionale molte volte e quindi non sa neanche che cosa votare perché si confonde non sapendo che magari quello che gli ha chiesto il voto la settimana prima magari era sul giornale e su questo articolo si raccontavano i suoi affari, i suoi intrallazzi. Quindi è fondamentale che questo schema secondo me funzioni, cioè il rapporto tra informazione cittadino e politica. Il giornalismo di inchiesta rispetto a quello di cronaca è diverso, gli voleva dire questo. Sì, il giornalismo di inchiesta parte dalla cronaca per andare oltre la cronaca, sostanzialmente, cioè si va oltre, però si parte dalla cronaca. Posso dire solo una cosa? Rispetto a quello che si legge, rispetto a quello che leggo io, si legge sul giornale, bisogna tenere presente che i giornalisti, tu sia d'accordo, per obbligo o esterno, che è sostanzialmente la minaccia della querela, che è una minaccia molto reale, molto presente nel momento in cui si scrive, e per deontologia propria, cioè nel fatto di avere coscienza che quello che fai è una responsabilità, sostanzialmente quello che si legge è un processo di forte maturazione e verifica di quello, cioè l'idea che uno scrive quello che gli salta in testa senza verificarlo nel 99% dei casi non esiste, cioè quello che si scrive è veramente verificato, ponderato, soprattutto il giornalismo di inchiesta, poi quello di cronaca magari può succedere che si scrivano delle sciocchezze su fatti di cronaca normali o banali, ma sul giornalismo d'inchiesta tutto viene verificato centinaia di volte perché ci sono in ballo delle questioni che uno deve essere sicurissimo di quello che esce, perché c'è il problema che se parli di un imprenditore in un certo modo e non
e perché c'è un problema di credibilità che ti devi costruire come giornalista, quindi non puoi dire cose così, opinioni tue o cose di questo tipo. Quindi teniamo presente che prima che una cosa di pagina ha le sue belle verifiche, le sue belle fonti caudine, quindi c'è tra virgolette una forte prudenza del giornalista da questo punto di vista, alle volte penso anche eccessiva. La legge di Stato adesso ci sono dei punti assurdi che per esempio mi riguardano anche da vicino, perché vabbè, oltre ad avere appunto le querele, c'è una cosa che è insopportabile in quella legge, cioè il fatto di non poter applicare alla lettera direttiva. Capita spesso nei giornali, nei quotidiani nazionali, nei settimanali, nell'Espresso, anche il Corriere della Sera, c'è di trovare appunto, si fa un'inchiesta, poi arriva la lettera di rettifica. La lettera di rettifica però non è detto che sia, chiaramente quello vuole difendersi, vuole difendere l'onore, vuole difendere la faccia, no? Quindi scrivere anche cavolate. Un'inchiesta teniamo conto che dura minimo una settimana, cioè giornalisti ci mettono una settimana, ma ci vuole mettere anche un mese, quindi vuol dire che ha raccolto materiale, non è che poi si mette a scrivere i documenti ci sono, quindi i documenti alla mano, il giornalista, d'accordo anche con il direttore, 3 righe, dedica 3 righe di risposta alla lettera di rettifica, dicendo va bene, noi dobbiamo vedere, però le cose, noi confermiamo quello che abbiamo scritto, cioè perché noi i documenti alla mano dicono questo, questo e questo. Ora adesso funziona così, quindi il giornalista può rispondere, quando si sbaglia, cioè si pubblica la lettera di rettifica e il giornale chiede scusa. Capita. Però quando uno dice cavolate è giusto che si puntualizzi e dica guardate che queste richieste sono fatte in questo modo, i documenti noi li confermiamo. Con la nuova legge il giornale è obbligato a pubblicare la risposta alla lettera di rettifica, quindi verrebbe pubblicata la lettera di rettifica senza alcun commento del giornalista, quindi dando per scontato che il giornalista è pensato, cosa che è abbastanza assurda, no? Perché si lascia campo libero appunto alle prepotenze, e anche si perde un po' di dignità al lavoro del giornalista, perché magari quell'inchiesta che riguarda un mese è soltanto sacrificio ed effettivamente poi è corretta, viene smontata da una lettera di rettifica senza poi comunque portare della documentazione magari a discolpa, no? Cioè mentre il giornalista porta documenti per dimostrare quella cosa, chi pubblica la rettifica dice no, io sono come dite voi, quelli là, però i documenti dove sono? E allora io non posso neanche rispondere se io ho dei documenti. Quindi ci sono degli aspetti molto discutibili. È anche vero che c'è in Italia il rischio di andare in galera per aver scritto un articolo, un'inchiesta, è abbastanza paradossale, cioè non si va in carcere, quindi la solita vanno in galera e fare in galera magari un cronista di 23 anni perché ha scritto un articolo di cronaca con carte alla mano, che magari ha sbagliato, anche se ha sbagliato magari a riportare una riga delle ordinanze, cioè sì, va bene una sanzione, una cosa, ma non può andare in galera per questa, cioè, anche perché poi, devo dire, l'inchiesta è un conto ed è abbastanza accurata, anche la cronaca giudiziaria